Rivolgersi a Dio ad una sola voce perché preservi l'umanità e la aiuti a superare la pandemia è la proposta per la giornata di oggi dell'Alto Comitato per la Fratellanza Umana. Il coronavirus ha causato gravi perdite, scrivono i leader religiosi, ma può permettere al mondo di guadagnare in umanità. È bello cogliere l'etimologia di questa parola, preghiera, pregare, vengono dal latino precari, essere precari. E la pandemia ha messo proprio il dito su questa nostra condizione umana. E per quanto potevamo pensare di essere ormai quasi del tutto autosufficienti, ci siamo resi conto che invece è una precarietà di fondo che ci connota tutti. E dunque la fratellanza non è altro che riconoscere questo e viverlo appunto in termini di solidarietà, di accoglienza, di apertura, non di contrapposizione o magari di violenza o anche di disinteresse, perché una forma sempre presente ma oggi anche molto diffusa nel confronto con l'altro non è neanche più la contrapposizione, ma forse ancora peggio l'indifferenza. Alla vigilia di questa giornata, le parrocchie di Santa Margherita Ligure hanno offerto un momento di riflessione attraverso la piattaforma Zoom con il monaco di Bose Guido Dotti. L'esperto di dialogo interreligioso ha messo in luce un punto chiave del documento sulla fratellanza umana, firmato lo scorso anno dal Papa e dall'imam di Al-Azhar, ossia l'importanza del vivere come persone che si amano. Non siamo creati per il nulla, non siamo creati per la morte, non siamo creati per la guerra, non siamo programmati a ucciderci gli uni gli altri, ma siamo creati per conoscerci, cooperare, lavorare insieme. Questo è ciò che speriamo e cerchiamo di realizzare. E il fine è quello di raggiungere una pace universale di cui godano tutti gli esseri umani in questa vita.